Giovedì 19 dicembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che ci porta nel capoluogo bellunese. Questo il titolo: mensa negata agli alunni. Monta il caso alle scuole elementari di Belluno, la ditta non cede, il comune promette interventi, le minoranze amministrazioni inerti. 8 famiglie non possono pagare il servizio, un maestro cede il suo pranzo a uno dei bambini. Un elenco di 8 bambini delle elementari di Belluno, le loro famiglie non possono pagare la retta per la mensa e la Dusman, società che ha vinto l'appalto, da ieri non somministra loro più il pasto e in città scoppia il caso. Il comune promette soluzioni, le minoranze lo accusano di inerzia. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 16 e a pagina 17. SOS Medicina di Gruppo, nuovi costi è a rischio. L'aumento del costo del personale di supporto mette a rischio il futuro delle 4 medicine di gruppo integrate del Bellunese, quella di Belluno e Longarone, che raggruppano 6 medici, Feltre con 9 e Ecomedico con 4. Siamo un esempio virtuoso di gestione sanitaria integrata, rispondendo alle esigenze della popolazione in modo coordinato ed efficiente, precisano i referenti di queste strutture che gestiscono complessivamente più di 38.000 pazienti. Con il rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle coop sociali è previsto un aumento del 15% dei costi del personale. Finora questo incremento non ci è stato attribuito, ma dal 2025 lo sarà, un costo per noi non sostenibile. L'approfondimento lo troveremo a pagina 15. Polemiche a Cortina, Fondazione DMO Dolomiti, i ladini vogliono abbandonare Cortina, via dalla DMO Dolomiti Bellunesi, i ladini premono sull'acceleratore. L'approfondimento lo troveremo a pagina 47. E ancora, fatto di cronaca, arrestato a Belluno, cerca di aprire il bancomat colpendolo con un estintore, Magrebino sfascia lo sportello della CV Bank, arrivano i carabinieri e lo arrestano. L'approfondimento di Sosso a pagina 20. La foto di copertina ci porta a Cortina. Ieri Simico e Cio sono tornati a Cortina per la prima prova tecnica. Pista da bob, il ghiacciamento è ok. Fondazione prenota 5.358 camere. Vediamo in questo scatto Sardinia-Cortina che testa il ghiacciamento. L'approfondimento di Dalmas e Micheli a pagina 29. A livello, sempre per quanto riguarda la provincia di Belluno, riparte Ottica Bottegal, notizia che riguarda il commercio del capoluogo, una passione da oltre 100 anni, l'approfondimento a pagina 19. Notizia regionale, Veneto morto al ritorno dal Congo, le autorità sanitarie è malaria, l'approfondimento di Berlinghieri a pagina 12. Questi richiami principali dedicati alla provincia di Belluno e al Veneto che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è quella che abbiamo trovato anche come richiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi: medicine di gruppo, pericolo chiusura. I responsabili delle 4 strutture della provincia lanciano l'allarme, i costi sono cresciuti, l'USL ci aiuti. Sono 38.000 i pazienti interessati, le coop attendono il saldo delle fatture aumentate per i nuovi contratti. E anche la foto di copertina è un richiamo uguale a quello trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, una parte già ghiacciata, fra un mese la decisione, pista da bob a un passo dalla promozione del CIO, gente di montagna ma con il cuore tenero, così ieri qualcuno si è emozionato a Cortina quando ha toccato con mano il ghiaccio del segmento di pista da bob ultimato. È successo nel corso del sopralluogo organizzato da Simico per il CIO che tornerà fra un mese. L'approfondimento di Bona lo troveremo a pagina 2. Palazzina esplosa, 3 milioni di danni e sarà demolita. Fara di Feltre all'asta 5 appartamenti costruiti nell'altra parte dell'edificio. Depositata la relazione del consulente del tribunale in sede civile per il caso della palazzina esplosa a Fara nell'aprile del 2023. I danni sono di 3 milioni di euro. Accertato che si è trattato di un evento colposo, è stata consigliata la demolizione. Intanto arrivano brutte notizie anche per l'altra parte del complesso, Residence Corte dei Fiori, quella non interessata dall'esplosione. Con il fallimento della società Promozione Immobiliari SRL vanno all'asta 5 appartamenti. Feltre, nonna Maria la benefattrice dei baby pazienti. Il lascito di nonna Maria San Vido aiuta i baby pazienti oncologici, scoperta la targa in sua memoria nella pediatria dell'ospedale di Feltre. L'approfondimento di Scarton lo troveremo a pagina 8.
Limana con la Sesta compie 50 anni, siamo sempre alla ricerca di innovazioni e ancora con l'estintore contro un bancomat arrestato, richiamo trovato anche sul Corriere delle Alpi. Altri richiami invece dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Borgo Valbelluna, cittadinanza ai bambini, il consiglio si divide, l'approfondimento di Federica Fanta, pagina 10. Dal capoluogo, Pro Caffè certificata per la parità di genere, l'approfondimento lo troveremo a pagina 7. E per lo sport, hockey, il giorno del derby, Allega aspetta Feltre per il 15° successo in 16 partite, Collavino firma l'articolo a pagina 14. Calcio femminile, Dolomiti verso il recupero con Permac, ma resterà in vetta. L'articolo lo troveremo a pagina 14. Ancora Cortina, Amarone e le cornie locali, il matrimonio sa da fare, l'approfondimento di Dibona a pagina 15. Ed ecco la notizia che ha aperto entrambe le edizioni dei quotidiani bellunesi. Siamo a pagina 2, in questo caso del Gazzettino di Belluno, verso le Olimpiadi, nuova pista da bob, il primo ghiaccio riscalda i cuori, un po' di emozione tra i presenti al sopralluogo di ieri del CIO a Ronco, tempi leggermente in anticipo rispetto alle scadenze previste, a gennaio si replica. L'allacciamento elettrico della cabina che alimenta il funzionamento dell'impianto è stata finita in un mese prima. E sempre in merito alle Olimpiadi 2026, villaggio olimpico a Fiames, stadio del ghiaccio e viabilità, le altre tessere del mosaico. L'approfondimento vi aspetta a pagina 2. Ma rimaniamo a Cortina, siamo a pagina 3, Coppa del Mondo a Rumerlo, ruspe per l'area traguardo. Iniziati i lavori per predisporre la zona dell'arrivo in vista della competizione, l'intervento dovrà finire in una ventina di giorni, gare il 18, ma prima le prove. Siamo a pagina 5, medicine di gruppo, rischio chiusura, le coop che curano personale e logistica attendono il saldo delle fatture lievitate con gli aumenti dei salari scattati a marzo. I medici dei 4 centri chiedono alla regione di fare in fretta, serve l'autorizzazione all'USL per saldare tutti i conti. Una dismissione sarebbe devastante poiché priverebbe i cittadini di un riferimento essenziale per la loro salute. Si parla ancora di sanità in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Lanzarin, assessore regionale, proroga a Dalben per dare continuità ai progetti. La proroga è riferita al commissario dell'USL numero 1 Dolomiti, parliamo appunto di Giuseppe Dalben, che vediamo in questo scatto con l'assessora Lanzarin. Concorso riservato ai giovani per stimolare i coetanei a restare, questa è l'iniziativa del Fondo Dolomiti Welfare, tutte le informazioni potete trovarle direttamente sul sito specifico. E ancora sanità, parco ospedale, il comune si lava le mani, botta e risposta su uno dei temi più caldi della città, ovvero il parcheggio dell'ospedale. Il sasso era stato lanciato da Giorgio De Bona, presidente dell'Assemblea Provinciale di Azione Belluno, invitando il comune capoluogo a unirsi all'USL nel trovare una soluzione. Pagina 7, fatto di cronaca che interessa il capoluogo, assalta il bancomat con l'estintore, arrestato, ventenne in piazza Martiri in pieno pomeriggio cerca di demolire lo sportello automatico, fermato dai carabinieri, bottino nullo, qualche danno esterno, erogatore guasto, il giovane residente a Ponte è già stato rimesso in libertà. Nuovo Palasport, sempre dal capoluogo prendono forma i 2,5 milioni per il DEMAS 2 e ancora mondo dell'impresa, Pro Caffè certifica la parità di genere e scommette sullo smart working. Il gruppo da 50 anni investe sui dipendenti, export in 65 paesi esteri. Passiamo a Feltre, altra notizia che riguarda la sanità e la generosità in questo caso. Il lascito di Maria aiuta il baby pazienti oncologici. Da ieri in pediatria a Feltre c'è la targa che ricorda una nonna speciale. Ogni anno al Santa Maria del Prato vengono diagnosticati 2-3 nuovi casi. Feltre, notizia di spalle, il regalo di Natale, lo storico sipario svelato in teatro, 3 giorni di visite guidate al Della Sena dove c'è l'opera di Orsi. E ancora, canti e solidarietà, acceso l'albero che unisce, in questo caso un albero che è stato acceso ieri davanti all'ospedale Santa Maria del Prato, notizia sempre che interessa Feltre. E ancora da Feltre, fatto di cronaca, palazzina esplosa a Farra sarà demolita, depositata la relazione del consulente nominato dal giudice, stimati danni per 3 milioni di euro dopo la fuga di gas del 2023. Intanto un nuovo capitolo nero si apre per il complesso Corte dei Fiori, alcuni appartamenti all'asta dopo il fallimento. I 12 proprietari che erano rimasti senza casa dopo lo scoppio pronti ad andare in causa. Sette Ville, l'ex magazzino Tomasi diventa un parcheggio, iniziati i lavori vicino alla stazione, l'edificio pericolante della storica azienda sarà demolito. E ancora 2 notizie dal Feltrino, la prima interessa Fonzaso, tipografia vegetale, l'installazione dell'artista Harm sul vuoto di Vaia, iniziativa di Dolomiti Hub. Cesio Maggiore, eccellenze cesoline, cerimonia per gli studenti da lode. Grazie, questo è il ringraziamento da parte del sindaco
del comune di Cesio Maggiore, Carlo Zanella. Da Cesio a Limana, con pagina 10 del Gazzettino di Belluno, Sest sul palco va in scena l'epopea di mezzo secolo. L'attrice Anna Zago ha impersonato l'azienda parlando di successi e persone, poi la tavola rotonda con i protagonisti dei primi 50 anni della ditta sorta nel 1974. Borgo Valbelluna, regole per la cittadinanza ai bimbi stranieri residenti, il consiglio comunale si divide. E ancora a Longarone, Zattieri, svelato il monumento, punto di riferimento. Vediamo appunto in questo scatto il monumento dedicato alle figure degli Zattieri di Codissago. Spostiamoci in Agordino con pagina 11 del Gazzettino di Belluno. Siamo comunità energetica, condominio pioniere del green. Lo stabile di via 4 novembre dal 2022 è CER, uno dei 2 soli casi in provincia. L'amministratore Stefano Scardanzan: in 25 anni risparmieremo 33.000 euro. A Gordo, notizia di spalle, mercato anticipato, così assicuriamo il servizio ai clienti. Sindacato ambulanti e comuni trovano l'accordo per le festività. Siamo a Cibiana di Cadore, il sindaco lascia, commissario in vista. Gerardi, veneziano eletto a sorpresa, annuncia le dimissioni, ma prima mi impegno a concludere il bando Borghi. Gosetti è ancora incerto sul suo futuro, qualsiasi cosa dica in questo momento danneggerebbe la comunità che amo, questa la sua dichiarazione. Comelico, centro studi transfrontaliero dalla regione 40.000 euro all'anno ma solo fino al 2027. Approvato ieri l'emendamento in favore della Fondazione Comelico Cestaro, risultato molto importante. San Vito di Cadore, Cortina Banca e scuole edile premiano gli studenti. E adesso passiamo alle notizie che troviamo sul Corriere delle Alpi. Ovviamente ci concentriamo sulle notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 15, notizia che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Medicine di gruppo integrate a rischio, non possiamo sostenere nuovi costi. I medici, se l'USL non interverrà, le funzioni attuali verranno meno. E adesso il caso invece, l'approfondimento del Corriere delle Alpi. Siamo sempre nel capoluogo, un elenco con 8 nomi: a questi alunni non date da mangiare. La Dusman passa all'azione contro i figli delle famiglie insolventi. La preside Codogno: sono sconcertata, nel pentolone c'era cibo per tutti. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Quel bambino non può mangiare perché i suoi genitori non hanno pagato le quote dovute. All'ordine che ieri mattina, durante l'ultimo turno di mensa alle elementari di quartier Cadore, la dietista della ditta di ristorazione Dusman ha impartito personalmente alle dipendenti presenti nell'istituto per scodellare i pasti. Per fortuna l'imperativo è stato intercettato da una docente che ha rinunciato alla sua razione e chiesto alle operatrici in evidente imbarazzo di riempire il piatto del bambino. Con lo stesso ordine alla scuola di via Alpago Novello erano arrivati gli altri dipendenti della società che gestisce i pasti nei comprensivi comunali, un elenco che comprendeva 8 alunni con l'unica colpa di far parte di nuclei familiari che non hanno la disponibilità economica per pagare regolarmente le rate della mensa. Come si fa a lasciare un bambino senza il pasto? Una cosa del genere non si è mai sentita, ma dove siamo arrivati? Si chiedevano angosciati e increduli Bruna Codogno, dirigente scolastica del comprensivo Tina Merlin, teatro di questa triste vicenda, e il presidente del consiglio d'istituto Paolo Bello. I due ieri mattina hanno presidiato i primi 2 turni del pranzo della mensa scolastica, già perché qui non c'è nemmeno una sala mensa adeguata dove possono mangiare tutti insieme i bambini. Come scuola e genitori abbiamo dovuto sistemare un'aula che però è piccola e così siamo costretti a fare 3 turni per il pranzo, così che arriva all'ultimo mangia alle 14. Questo la dice lunga su come le amministrazioni comunali abbiano considerato le loro scuole, precisa Bello. Entrando nel plesso di quartier Cadore è palpabile il clima di tensione, c'è un senso di ansia tra il personale docente e tra gli amministrativi, e d'altra parte come si può essere sereni di fronte a quanto sta capitando. I docenti hanno cercato di tenere un atteggiamento il più possibile naturale con i bambini per non far comprendere la situazione, e questa è davvero una situazione triste che interessa anche la provincia di Belluno in un momento come questo. Palazzo Rosso, il sindaco promette: in giunta decideremo come risolvere il caso. Il primo cittadino invita nuovamente le famiglie a farsi avanti con i servizi sociali. Non abbiamo mai negato il nostro aiuto a nessuno. Staremo a vedere l'evolversi di questa purtroppo triste situazione. Ma un altro approfondimento lo troviamo a pagina 17. Il prof non ci sta, cedo al bimbo la mia razione. La decisione del docente: non si può stigmatizzare un ragazzino. Bello come consiglio d'istituto, siamo pronti a tassarci. Il consiglio del presidente: torniamo alla mensa interna, che è quello, purtroppo la situazione è, dando tutto all'esterno, questi sono i tristi risultati.
Siamo a pagina 18, Ville Venete, che successo, a ruba il calendario 2025 con il Corriere delle Alpi, ma continuiamo con pagina 19, notizia che riguarda il commercio del capoluogo. In piazza Mercato riapre Bottegal, ritorno alle origini dopo 24 anni. La nostra famiglia aprì qui l'attività nel 1917 e nel 2000 lasciamo ai grandi gruppi. Ora torniamo. Continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Troverete anche un inserto in questa edizione del Corriere delle Alpi dedicato a cosa si può fare in Veneto nel prossimo weekend. Passiamo invece a Feltre, pagina 21, attrezzature di ultima generazione in un ambiente a misura di bambini. 2 stanze dotate di strumenti e colorati per ospitare chi segue le terapie di rientro da Padova. Ha scoperto una targa dedicata alla benefattrice, la collaborazione con la Città della Speranza. Marek si candida al terzo mandato, i tesserati restano sopra quota 4.200, si è creato un clima eccellente, è stato un 2024 intenso, i 152 nuovi iscritti dimostrano l'attaccamento della città. Questa notizia interessa la sezione ANA di Feltre. 2 fatti di cronaca giudiziaria, maltratta la moglie e rinviato a giudizio ma lui non si vede. E ancora a Feltre, sabato alle 10, incontro al seminario sugli 80 anni delle ACLI. Si parla della diga del Vanoia, pagina 23, la regione vuole la diga, il consorzio tiene il punto, ricordati l'inserimento delle opere nel PNRR, la segnalazione a Roma come priorità, sicurezza prima di tutto, ma il rischio zero non esiste in nessuna opera umana. Questa è la risposta del consorzio che vuole appunto realizzare questa diga sul Vanoi. Scontro sulla Feltrina, 2 feriti. Fener di Sette Ville via la riqualificazione dell'area della stazione con nuovi parcheggi. Notizie quindi che interessano il Basso Feltrino. Limana, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio ai 50 anni della SEST. Noi continuiamo con pagina 25, Longarone, il Dolomia apre il convito agli studenti di altre scuole. Al via dal prossimo anno scolastico la possibilità di dare alloggio agli esterni. La dirigente Maria Pastrello, un'opportunità importante per le famiglie. Siamo in Agordino, tumore diffuso a Gordini, informatevi, la battaglia del consigliere Agnolet, stasera un incontro di sensibilizzazione sul cancro al testicolo promosso dall'esponente della maggioranza. Val di Zoldo, famiglia migranti in festa nel segno della comunità. E ancora Falcade, scolari a lezione di decorazione con gli ospiti del centro diurno. Passiamo a Cortina con pagina 27 del Corriere delle Alpi. Cortina via dalla DMO Dolomiti Bellunesi, l'ipotesi è sul piatto, finiti i grandi eventi, la Dini e secessione. Oggi il consiglio congiunto con Livinallongo e Colle Santa Lucia sul futuro dell'istituto Cesa Dejean. Collare d'oro al merito sportivo assegnato al sindaco Lorenzi, notizia che interessa in questo caso il primo cittadino di Cortina d'Ampezzo. Siamo in Comelico con pagina 28, Fondazione Comelico dalla Regione fondi stabili per 3 anni, approvato l'emendamento al bilancio voluto da Cestaro, all'ente 40.000 euro per ogni esercizio dal 2025 al 2027. Iniziati i lavori a Rumerlo, l'Olimpia delle Tofane si prepara allo spettacolo. E ancora Cortina, giochi, Fondazione Mico ufficializza le camere, prese 5.358, libere 3.615. Nell'area Cortina City Center, centro e paesi limitrofi saranno liberate 931 stanze al lavoro. Prefettura e questura per prenotare gli alloggi delle forze dell'ordine. Dalla rubrica Giorno e Notte, sabato a teatro con lo Schiaccianoci, il 27 c'è l'Inspirational Choir of Harlem, i 2 grandi classici del periodo natalizio proposti da Scopio Spettacoli al Teatro Comunale Dino Buzzati sono vicini al tutto esaurito. E adesso lo sport automobilismo, l'Alpe del Nevegal difficilmente si farà, Brick è impossibile la data del 31 agosto, la federazione non ci ascolta e ci tratta a pesci in faccia, con Cansiglio e Pedavena ci sarebbero 3 gare in 20 giorni. Se qualcuno volesse prendere il mio posto mi farei da parte e resterei molto volentieri ad aiutare il mio successore. Sci alpino, top 50, Leonardo D'Inca di nuovo sul podio a Pila, quinto Alessandro Valt. Sci nordico, l'inverno del Fondo Veneto parte sabato a Falcade, il clou è la Coppa Italia. Siamo a pagina 34, è la grande notte del derby, il Feltre nella tanna dell'Alleghe, Machela rispetto all'andata, siamo migliorati e giochiamo nel nostro stadio, l'ex Damin, il Master Round è consolidato ma ci teniamo molto a vincere. Pallamano, momento d'oro per il Belluno, la Serie A traina il vivaio, tennis Emiliano Scola alza la coppa al torneo Rodeo di Sedico.
Pallavolo Serie A3, Belluno pensa alla Final Four, Zanolli potremmo candidarci. Nuoto, swim team, grande festa alla piscina di Agordo, 4 società in vasca. E ancora sport, atletica, la Piave premia Davia e Zambon, Tremea riconfermata presidente. Calcio di Serie D, Dolomiti, l'ex Bevilacqua Marangona è completo e non ha punti deboli, spero arrivi la Serie C. E ancora dal calcio giovanile, notizia di spalle, non è da rosso, il bel gesto di Be merita un premio a Levico Terme. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, inizialmente molto nuvoloso, poi la nuvolosità tenderà ad attenuarsi a partire dai settori montani con ampie schiarite fino a cielo in prevalenza sereno in giornata. Precipitazioni nella notte fino al primo mattino, fenomeni diffusi, poi tenderanno a diradarsi già nel corso della mattinata fino ad esaurirsi su gran parte della regione. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.